La notizia circolava già da diverso tempo, ora è diventata ufficiale. Ernesto Valverde non è più l'allenatore del Barcellona. Decisiva nella scelta della società la sconfitta nella semifinale della Supercoppa di Spagna. Al suo posto sulla panchina blaugrana arriva Enrique Setién. L'erede di Valverde è stato allenatore per 2 stagioni del Betis Siviglia fino allo scorso maggio e non ha mai nascosto il suo sogno di allenare il Barcellona. La sua idea di calcio, ispirata dal campione allenatore olandese Cruyff, ha convinto i blaugrana a puntare su di lui. Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, alla vigilia della gara di Coppa Italia contro l'Atalanta. Due belle domande. Che cosa mi aspetto? È chiaro, dopo 2 giorni quella partita con la SPAL mi aspetto di poter vedere contro un avversario importante, una squadra che porti avanti un certo tipo di discorso, sia di crescita di conoscenze, sia di crescita sotto l'aspetto fisico, ma è chiaro che, ripeto, in 2 o 3 giorni non posso pretendere tantissimo, ma mi aspetto che i ragazzi possano portare in campo anche un attimino un po' più di serenità, dettata dai punti che abbiamo preso, questo sì. Al centro del mercato in uscita in casa Inter, Matteo Politano potrebbe essere inserito in uno scambio con la Roma per arrivare a Leonardo Spinazzola. Dopo essere stato accostato al Milan in più di un'occasione, l'esterno nerazzurro potrebbe quindi approdare in giallorosso con Fonseca, che avrebbe così il sostituto per l'infortunato Zaniolo. Da definire la formula con l'agente dei calciatori, Davide Lippi, se scambio oppure cessione di entrambi a titolo definitivo. Spinazzola, giocatore duttile, è un esterno che può essere sfruttato su entrambe le fasce nel 3-5-2 adoperato dal tecnico Antonio Conte, un rinforzo importante e soprattutto utilissimo in questo momento della stagione. Tramite un comunicato ufficiale, il Milan ha annunciato di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Fabio Borini all'Hellas Verona. Il club ringrazia Fabio per la professionalità e le qualità personali dimostrate in questi anni, augurandogli tutto il meglio per il futuro professionale e personale. In carriera l'attaccante 28enne ha militato in Serie A, oltre che con i rossoneri anche con la Roma. In Premier League ha vestito invece le maglie di Chelsea, Sunderland e Liverpool.